Euroregione News. Auguri e complimenti in Villa Manin. Ospite d'eccezione Renata Polverini per Forza Italia. Ci lasciamo alle spalle un anno straordinario per Forza Italia, per la coalizione di centrodestra. Abbiamo conquistato comuni importanti a cominciare da Trieste, ma anche roccaforti della sinistra come Monfalcone. Abbiamo addirittura confermato sindaci come a Codroipo in un momento in cui è molto complicato non soltanto essere eletti ma addirittura tornare per un secondo mandato. Un referendum che ha visto il Friuli Venezia Giulia molto impegnato e che ha consegnato all'Italia uno dei risultati per il no più importanti, quindi direi che la riscossa per il governo può cominciare sicuramente dal Friuli Venezia Giulia. Oggi parte anche una candidatura di Forza Italia con il capogruppo Riccardo Riccardi, che per quanto mi riguarda credo possa essere il miglior candidato presidente per sfidare la presidente Serracchiani. Ecco, io l'augurio che faccio è di iniziare da oggi una campagna elettorale che ci porti, dopo aver mandato a casa Renzi nel 2016, a mandare a casa nell'anno successivo la Serracchiani. E tanti auguri comunque a tutti i friuliani, con un impegno da parte mia e di Forza Italia per quelle che sono le loro questioni più importanti. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.